Quando si parla di Venpa Cibunigas, tornano in mente i recenti fasti della Serie B1. La società è però ripartita dalle categorie regionali, come ci spiega il presidente Bastianello. Con l'esperienza della B1, che è stata un'esperienza sicuramente molto buona, ma anche molto difficile, molto onerosa, ci siamo riprogrammati, abbiamo deciso di concentrarci più sul giovanile, sul core business nostro, il giovanile, tenere una Serie C, non disdegnando magari di tornare su, ma con una squadra indigena e non più di gente che viene da tutte le parti d'Italia. La prima squadra del Venpa Cibunigas milita in Serie C ed ha ritrovato una vecchia conoscenza della Serie B, Michele Marini. Il buon Bastianello avanzava una rivincita, c'è una brutta retrocessione dalla B1 ancora da sanare, mi ha chiacchierato con Bastia, comunque sono venuto molto volentieri anche perché comunque mi insieme di ragazzi che conosco da tempo e sicuramente sarà una bella esperienza, insomma. La Serie C ha in organico giocatori molto esperti, provenienti da varie società. Sì, da varie società, e qui c'è stato un lavoro poi in concomitanza con Pippo che ci dà una mano col discorso un po' degli acquisti. E niente, insomma, adesso vediamo un pochettino, dai, sono curioso un po' di vedere come andrà il campionato. E conosciamo appunto Pippo Amadio, giocatore e allo stesso tempo direttore sportivo. Quest'anno ho investito anche la carica di direttore sportivo, ho aiutato la società a fare la squadra, mi è stato dato questo incarico, in più io ci tenevo anche a continuare a giocare e per cui abbiamo fatto coincidere entrambe le cose. Per il momento siamo abbastanza soddisfatti, ovviamente ci sono stati dei problemi iniziali, come già accennato, abbiamo avuto parecchi infortuni nei quali abbiamo anche subito, abbiamo fatto fatica in coppa, però adesso ci stiamo prendendo e adesso il gioco sta crescendo, l'amalgama della squadra è sempre migliore e cominciano anche ad arrivare i primi risultati positivi. Il tecnico, ex Tencarola, è Fabio Cereser, che segue anche il settore giovanile e in particolare l'Under 18. Sì, il Venpa Cib da alcuni anni sta facendo un grosso lavoro di reclutamento di ragazzi nelle fasce 16 e 18. Chi nell'ambiente conosce la difficoltà di mettere insieme squadre di questa età, soprattutto nel settore maschile pallavolistico. Adesso penso che anche parlando con i dirigenti si è arrivati al punto di trasformare questo reclutamento in qualità nel giovanile. Già molti atleti fanno il doppio campionato di Under 16 e Under 18 ed altri si allenano con la Serie C e giocano in Under 18 o in seconda divisione. Il Valsugana Volley è una realtà importante a livello maschile della città di Padova. Quest'anno partecipiamo alla Serie C regionale, poi abbiamo una seconda divisione, un Under 18, 2 Under 16, un Under 14 e un Under 12, più il gruppo amatoriale e il mini volley, quindi più di 100 tesserati solo maschi. Ed infine parliamo di sinergie. Il Valsugana Volley ha intavolato già da qualche stagione una collaborazione con la Serie A di Padova. Abbiamo deciso di stringere molto forte il cordone ombelicale che ci lega al sempre volley con un rapporto molto serio, sia a livello di marketing con lo scambio dei nostri main sponsor che compaiono anche al Palanet, sia anche col settore giovanile dove le nostre migliori risorse vanno da loro e loro ci girano altri giocatori per la Serie G. Quindi poi ci giriamo segnapunti, palestre e quant'altro, quindi veramente un accordo a 360 gradi con Sempre Volley.